La foto non è una foto reale perché non so se è stata fatta una Photoshop o non so che cosa. Comunque lei sa meglio di me, le notizie che girano oggi come oggi e a livello anche tecnologico, a livello delle medie, a livello dell'uso dei telefonini e robe varie, anche di computer che si può fabbricare delle foto. Una bufala quindi, secondo il coordinatore del centro di accoglienza profughi di Vittorio Veneto, le foto postate su Facebook da Gianantonio Darè della Lega Nord, Liga Veneta, che ha definito il fatto come un insulto ai veneti che pagano le tasse e accolgono i richiedenti asilo. 3 sacchi pieni di pane sarebbero stati buttati nei bidoni dell'umido. Nella piccola comunità di bangladesi ospitati nell'ex hotel Winkler di Vittorio Veneto si sostiene che non ci sono sprechi di cibo. Al contrario, abbiamo fatto progetti anche per coinvolgere i ragazzi che sono dentro il centro per Sì. un'attività di volontariato nel creare un piccolo spazio per l'orto, così, poi anche per l'allevamento di galline al quale diamo se qualcosa si avanza qualcosa, anche per che non ci sia nessun spreco. Il nostro centro è un centro che rispetta soprattutto l'ambiente. Se lei o qualsiasi altra persona viene al nostro centro e anche al parcheggio del nostro centro è sempre pulito. Il centro è gestito da 2 cooperative, la CPS di Treviso e la Nova Facility di Marghera. L'atteggiamento verso i residenti di Vittorio, dice il coordinatore, è orientato alla massima collaborazione. Questo episodio non sarebbe quindi nel DNA della piccola comunità. A me dispiace tanto perché noi cerchiamo veramente, siamo molto molto ristretti su questa cosa di rispettare i cittadini, rispettare il luogo, rispettare il comune e creare un momento veramente di integrazione e lavorare su un futuro veramente di cittadinanza attiva, nel senso un futuro per migliorare, non so, per il miglioramento sia di chi viene ospitato ma anche per il miglioramento del paese.